Allora, benvenute e benvenuti alla presentazione del secondo titolo. Qui vedete sia il primo che il secondo titolo della collana La stanza delle voci. Per prima cosa io vi porto subito il saluto della direttrice del Dipartimento di Lingua e Letteratura, Comunicazione, Formazione e Società, Fabiana Fusco, che avrebbe dovuto essere qui con noi, però è stata trattenuta da un impegno istituzionale, quindi ha pregato me di portare in sua vece i saluti. Dirò giusto due parole per presentare il contesto nel quale si colloca questa pubblicazione, Nascere nella cenere. Il contesto è quello dell'archivio Etnotesti. Qui vedete la pagina iniziale dell'archivio. Che cos'è l'archivio Etnotesti? L'archivio Etnotesti, che fa parte del Centro Internazionale sul Plurilinguismo, qui dell'Università di Udine, è una stanza delle voci. Il compito dell'archivio è quello di custodire le voci di testimonianze. Noi ci occupiamo prevalentemente di testimonianze orali che comprendono le aspetti della vita quotidiana, aspetti della vita lavorativa, particolarità delle minoranze linguistiche, aspetti storici che raccolte dai nostri ricercatori o da amatori a partire dagli anni 70 in qua. All'interno di queste raccolte voi potrete, ad esempio, se entrate in Archivio Etnotesti Uniud e guardate i fondi dell'archivio, avrete, a seconda dei raccoglitori o comunque dei ricercatori che hanno fatto le raccolte, andiamo subito ne prendiamo una, quella del primo volume che abbiamo pubblicato, una serie di audio, qualche volta anche delle interviste video che fanno riferimento alle ricerche. Il nostro archivio pubblica anche, questo è il secondo titolo di questa collana, una serie di, pubblica anche delle ricerche da parte pubblicate grazie alla forum che qui ringraziamo in modo particolare anche per l'impegno che ognuno di questi piccoli volumi comprende, perché all'interno della libreria Open Access trovate la collana La stanza delle voci e oltre alla possibilità di leggere il testo, quindi quello che poi voi trovate pubblicato nel volumetto cartaceo, qui avete anche la particolarità di poter ascoltare le testimonianze che hanno dato origine al testo. Quindi vedete, in questo caso queste sono tutte le testimonianze che hanno consentito a Barbara Vuano prima di redigere la sua tesi di laurea, adesso poi tra poco ve ne parlerà, e a noi di mettere insieme questo che è anche un, chiamiamolo, non solo un esperimento visto che è stato realizzato, ma una realizzazione in questo momento unica in Italia, ovvero di avere insieme le testimonianze che hanno permesso di realizzare la ricerca e la ricerca stessa, il testo che ne deriva. Quindi naturalmente non trovate le interviste intere, ci sono sempre limiti tecnologici per quello che riguarda anche l'estensione
dei materiali audio, ma trovate senz'altro le parti più significative dell'intervista. Nascere nella cenere è il secondo titolo della nostra collana, che speriamo riesca a mantenere una certa costanza nelle sue pubblicazioni, ed è un testo particolarmente interessante proprio perché, con testimonianze raccolte circa 15 anni fa, intorno ai 15 anni fa, ci presenta contemporaneamente sia l'esperienza delle ultime ostetriche condotte in Carnia, sia anche l'esperienza dall'altra parte delle donne che hanno partorito in casa. All'interno del volume noi troviamo anche una molto interessante presentazione di Patrizia Quattrocchi, che è una professoressa associata qui dell'Università di Udine di antropologia culturale e che ha molto lavorato su un argomento particolare, ha molto pubblicato anche su un argomento particolare collegato al parto, ma che in qualche modo rappresenta la faccia cattiva del parto, la peggiore faccia istituzionale del parto, in quanto parliamo di violenza ostetrica. Lascio adesso la parola a Patrizia Quattrocchi, che vi parlerà, vi presenterà il testo Nascere nella cenere. Grazie, grazie innanzitutto dell'invito a Barbara e a Donatella, e grazie anche dell'invito a presentare in qualche modo questo volume all'interno del volume stesso, perché questa per me è stata un'occasione per in qualche modo continuare a riflettere sulle possibili connessioni tra le prospettive e le esperienze di donne che ho incontrato in tanti contesti e in tanti luoghi differenti, e al contempo i possibili intrecci che queste esperienze possono avere con il nostro contesto, sia dal punto di vista storico ma anche rispetto al contesto attuale, perché è molto interessante capire anche quale sia la scena del parto oggi in Friuli e altrove. Quindi la mia traiettoria di ricerca, l'accenno brevemente perché penso possa essere utile per comprendere le cose che dirò in seguito e soprattutto quale sia il mio sguardo ai processi complessi del parto e della nascita, mi ha portato nel corso più o meno di 20 anni, qualche anno di più, a conoscere soprattutto e a cercare di comprendere quando possibile pratiche, saperi, rappresentazioni, idee sul parto e sulla nascita in culture molto differenti, in società molto differenti. Ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare in contesti indigeni, in contesti esotici, diciamo, per la nostra quotidianità. Ho lavorato con le levatrici indigene Lenca, uno dei gruppi etnici dell'Honduras, moltissimi anni fa, e poi ho lavorato per molti anni, ed è stata un'esperienza professionale ma anche personale, nello stato dello Yucatan in Messico, dove ho potuto conoscere le pratiche e i saperi delle levatrici indigene Maya e ovviamente anche gli itinerari riproduttivi, diciamo così, gli itinerari che sono percorsi dalle donne che poi partoriscono o con la levatrice nel proprio villaggio oppure nell'ospedale più vicino, dentro, diciamo, al panorama della medicina scientifica, che ovviamente è ben presente e ben radicata. Queste esperienze mi hanno permesso poi di rientrare ad un certo punto, diciamo, della mia traiettoria in Italia con un occhio nuovo, con un occhio critico, come sempre è possibile quando abbiamo l'opportunità di comparare modi diversi di fare le cose o di pensare le cose. E così, con tante domande, devo dire, sono rientrata in Europa e ho cominciato ad interessarmi alle pratiche, alle politiche del parto nel nostro contesto europeo. Siamo più o meno nel 2010, tanto per dare un'indicazione temporale. Cosa significa che sono rientrata con le domande, con alcune inquietudini più che con alcune domande? E innanzitutto mi ero accorta che in Messico, dove, ripeto, ho lavorato per molti anni e quindi ho avuto modo di addentrarmi fin dove è possibile nella conoscenza di alcuni saperi, ma anche di alcuni ruoli, di alcuni poteri, per esempio
esempio, di alcune strategie che vengono messe in atto dalle donne, dalle levatrici, nei confronti di una medicalizzazione sempre crescente, quindi di un parto che viene in qualche modo concettualizzato sempre più dentro un'idea di modernità e di progresso come un parto sicuro qualora si svolga dentro l'ospedale. Questo è un processo di cui parla anche Barbara Buono nel suo libro, nel momento in cui comincia in carne all'istituzionalizzazione del parto e della nascita, no? Ci sono delle ostetriche condotte, non sono levatrici come le levatrici Maia, cambia il termine, ma sono delle professioniste che hanno imparato in maniera empirica, che in qualche modo si trovano a metà rispetto a un sapere acquisito di generazione in generazione, così trasmesso, e un sapere invece istituzionale che arriva in qualche modo in maniera ufficiale e che le vede protagoniste anche di molte rielaborazioni interessanti. Questo è un aspetto importante che io ho colto appunto anche in Messico, in una sorta di coesistenza per le donne di diversi modelli di assistenza. Mi sono resa conto che in quei contesti che sono molto lontani dal nostro vivere quotidiano, sono molto esotici, sono anche molto scioccanti se vogliamo, perché le donne partoriscono spesso ancora oggi sulla propria macca, dentro case che noi riterremo dal nostro punto di vista magari un po' di fortuna, eccetera. Mi sono accorta che queste donne avevano però la possibilità di scegliere tra diversi modelli assistenziali, perché sul loro territorio sono presenti diversi modelli assistenziali, cioè la donna può e fa durante la settimana la gravidanza, scusate, un percorso misto, quindi viene visitata dalla levatrice di villaggio solitamente e anche dai professionisti della salute, gli infermieri, i medici che sono presenti nelle cliniche di villaggio e in ogni clinica di villaggio, quindi c'è un percorso misto tra tradizione e modernità, potremmo dire, e che in qualche modo poi prende un avvio specifico al momento del parto, in cui la donna, la famiglia sceglie se dare alla luce quel bambino, quella bambina nella propria casa con la levatrice di villaggio oppure rivolgersi all'ospedale. Questo aspetto mi ha molto interessato perché quando sono rientrata mi sono chiesta se anche noi donne europee siamo in grado di scegliere tra diversi modelli assistenziali, cioè se sono nel nostro contesto poste le condizioni affinché possiamo veramente decidere dove, con chi, come partorire, come ci viene raccontato e narrato dalle direttive internazionali e così via. E a questa domanda non avevo all'epoca una risposta, di conseguenza ho cominciato ad interessarmi alle modalità di nascita non ospedaliere, quelle che sono considerate un po' più marginali e meno conosciute, anche da me in primis, e quindi mi sono occupata per diversi anni, per quasi 5 anni, di scorazzare, mi permetto di dire, in giro per l'Europa a raccogliere esperienze di donne e di ostetriche libere professioniste in questo caso che assistevano e a loro volta avevano figli, le donne, in casa, nel proprio domicilio o in alcune strutture che vengono chiamate case maternità. Case maternità sono delle strutture solitamente in vari paesi europei, compresa l'Italia, gestite da ostetriche, quindi sono strutture non sanitarie, ne abbiamo una quindicina oggi anche in Italia e 2 o 3 anche in Friuli Venezia Giulia, che propongono un modello di parto non medicalizzato, quindi non ospedaliero, non interventista, fin dove è possibile, che si situano forse a metà tra quello che è il parto a domicilio nel nostro immaginario e quello che è il parto ospedaliero. E quindi io mi sono interessata dal punto di vista di una studiosa di queste modalità differenti, studiando anche le pratiche, le politiche che i vari paesi, in particolare l'Italia, la Spagna e i Paesi Bassi, hanno messo in atto in questi anni rispetto appunto a questo modello di parto non medicalizzato. E che cosa ho ritrovato, che in qualche modo si connette anche con il bel libro di Barbara? Ho ritrovato che al di là dei contesti molto diversi, Europa, aree indigene, Latino America, eccetera, ci sono più similitudini a mio avviso che differenze. Cioè io quello che ho in qualche modo compreso è che ci sono delle somiglianze sia nelle pratiche, nei saperi, sia nei discorsi che le donne effettuano, che sono interessanti da conoscere e anche da
analizzare in qualche modo. Da una parte mi sono accorta che ci sono tantissime similitudini appunto nel grandi corpus di rappresentazione di che cosa sia il parto, di che cosa sia la gravidanza, di quali saperi in qualche modo in tutte le culture vengono elaborati per gestire questo evento, che è sempre un evento diciamo così molto rischioso. Siamo tra la vita e la morte, quindi gli antropologi lo sanno benissimo, il parto e la nascita sono degli eventi fisiologici, perché nasciamo tutti più o meno allo stesso modo, ma sono degli eventi fortemente significativi dal punto di vista delle culture. Quindi tutte le culture e le società in tempi e spazi differenti hanno pensato, elaborato, inventato dei saperi, delle pratiche per gestire questi eventi, gestire anche l'incontrollabilità di un processo come questo. E da qui nascono per esempio gli interdetti alimentari, comportamentali, cosa deve mangiare la donna incinta, che cosa deve fare, che cosa non deve fare, come riaccompagniamo per esempio la puerpera al suo stato naturale o pre-gravidanza. Pensate anche alle nostre appunto regioni, alle regioni carniche in cui si sviluppano saperi legati all'alimentazione, che cosa deve mangiare una puerpera, no? Il brodo di gallina si diceva una volta anche da noi. Ecco, tutti questi aspetti io li ho ritrovati viaggiando, diciamo, attraverso le culture in qualche modo. Cambiano a volte i contenuti, questo è ovvio, ma le preoccupazioni per accompagnare appunto la donna dentro questo passaggio, che è un passaggio fondamentale, trasformativo se vogliamo, sono assolutamente comuni. E poi ho trovato anche un altro aspetto di similitudine. Ho trovato che i bisogni delle donne sono gli stessi o comunque sono molto simili, al di là ancora una volta dei contesti culturali, a volte differenti, dei contesti sociali, dei contesti geografici, anche sociodemografici. Cioè ho capito che forse, mi permetto di dire, ed è un tema che tu riprendi nel corso del tuo libro, c'è una sorta di solidarietà di genere che fa sì che alcuni bisogni debbano essere espressi e vengano espressi attraverso il corpo, quando possibile, e attraverso anche le esperienze che noi mettiamo in campo, sia nel dare la vita e al contempo nell'assisterla. E quello che io ho colto nel mio piccolo è che forse uno dei bisogni principali che le donne hanno, che siano donne maya, indigene, che siano donne olandesi, di upper class come si suol dire, è il bisogno di essere rispettate. Penso che il tema del rispetto sia fondamentale, penso che il tema del rispetto sia, come dire, tra le pagine del tuo libro un concetto importante. Perché dico il tema del rispetto? Perché il rispetto significa nel parto e nella gravidanza il rispetto del corpo della donna, ma anche il rispetto della vita che dentro questo corpo si trova, e il rispetto dei tempi, che è un tema assolutamente centrale, uno di quei temi appunto trasversali che io ho incontrato un po' dappertutto. Mi parlano dei tempi fisiologici del parto che sono rispettati in alcuni contesti, ma che a volte non possiamo rispettare dentro contesti ospedalieri che hanno protocolli molto rigidi, che vanno al di là a volte della volontà degli stessi operatori di agire in un certo modo, e me ne hanno parlato le ostetriche che lavorano negli ospedali italiani, che lavorano negli ospedali spagnoli, che lavorano negli ospedali in Argentina, che lavorano negli ospedali messicani. Quindi il tema del rispetto dei tempi fisiologici io credo che sia fondamentale, sia una delle questioni che forse possiamo recuperare dalle esperienze delle nostre ostetriche condotte, perché in quel contesto il tempo era il tempo del parto di quella singola donna, non era il tempo del protocollo ospedaliero standardizzato che forse qualche volta dovremmo anche, come dire, aprire nelle sue rigidità, perché ogni donna ha un suo tempo ovviamente. E poi a questo si aggiunge anche il rispetto appunto del corpo, della privacità di questo atto, che è un atto unico, non è necessariamente un atto pubblico. Oggi è diventato un atto pubblico, come dicono ricercatrici più importanti di me, un atto nel quale noi siamo esposte con il nostro corpo, a volte anche in maniera, diciamo così, non così rispettosa, proprio nella gestualità, eccetera. Siamo esposte pubblicamente ad una platea, se vogliamo, no? Di professionisti che entrano, escono, eccetera. Abbiamo ancora oggi ospedali che non rispettano questo momento anche nell'ambiente in cui accade, perché non c'è la possibilità in quella struttura di avere una sala separata durante il travaglio, perché siamo insieme a 1000 altre donne
che hanno tempi e modalità diverse di esperire questo esempio, perché non c'è lo spazio per far stare il mio compagno o la mia mamma o la persona che voglio avere accanto in quel momento. E poi quello che ho colto è il bisogno di essere ascoltate nelle nostre competenze che purtroppo abbiamo dimenticato o è stato fatto in modo che noi le dimenticassimo dentro processi di medicalizzazione che sono ovviamente molto complessi da discutere, ma nei quali viviamo tutti ovviamente, no? Viviamo tutti all'interno di un contesto medicalizzato, abbiamo bisogno di un medico per andare in piscina, abbiamo bisogno di un medico per nascere, morire, eccetera, no? È parte della nostra ovviamente modalità di vita, però dentro questo contesto quello che io ho colto è che forse abbiamo esagerato, cioè se l'istituzionalizzazione del parto di cui tu racconti in qualche modo è stato un processo storico, inarrestabile direi, d'altra parte però quello che noi dobbiamo oggi chiederci è a che punto abbiamo portato questo processo, perché se la medicalizzazione, l'istituzionalizzazione del parto per certi aspetti ha contribuito, questo lo sappiamo, per esempio a una decrescita della mortalità materna, infantile, ha contribuito perché ci sono stati anche altri fattori, per esempio il cambiamento nell'alimentazione, un maggior benessere che hanno contribuito a questo, è anche vero che nel corso del tempo la medicalizzazione si è trasformata in quello che oggi noi chiamiamo un processo innecessario, cioè oggi noi ci troviamo di fronte non più e non solo a una medicalizzazione necessaria, per cui ben venga che ci sia un medico quando una donna ha una patologia, un rischio di patologia, ben venga che ci sia un taglio cesareo quando è necessario, il problema è che cosa facciamo delle donne che hanno salute, che sono sane e perché le trattiamo come ammalate. Questo è un tema su cui gli antropologi riflettono da moltissimo tempo, no? Come concepiamo oggi il parto e la nascita. Pensiamo all'immaginario, no? All'immaginario con il quale nascono e crescono i nostri figli, per esempio le nostre figlie. L'immaginario è quello delle serie americane, aiuto, aiuto, emergenza, emergenza, no? La perdo e così via. No? Il parto come un evento sempre comunque a rischio, che ha necessità di intervento. In realtà non sempre è così, per fortuna, anzi ci dicono i dati che nella maggioranza delle volte non è così, nella maggioranza delle volte le donne sono sane, anzi sono nel loro maggior potenziale dal punto di vista neurochimico, eccetera, eccetera. Allora il tema è, ripeto, non tanto ripercorrere saperi e pratiche del passato recente per idealizzare modelli che forse adesso non sono più nemmeno contemporanei, ma il punto è prendere spunto da esperienze diverse nel tempo, in questo caso nello spazio, nel caso per esempio delle esperienze di cui vi ho raccontato, geograficamente lontane ma vicine, contemporanee, per rimettere in discussione i nostri assunti. Noi dobbiamo essere capaci anche di avere uno sguardo critico rispetto alle condizioni in cui ci troviamo e che non funzionano, perché noi abbiamo dei dati alla mano, abbiamo dei dati che ci indicano che dove il modello biomedico di assistenza al parto e alla nascita è il modello egemone, non è così in tutte le parti del mondo, ma dove questo accade, purtroppo abbiamo degli indici di interventismo non necessario, vuol dire non giustificabile dal punto di vista clinico, abbiamo forfiore di evidenze scientifiche su questo, che sono elevatissimi. L'Italia stessa si situa purtroppo all'interno di un panorama con i suoi dati allarmanti, come dice il Ministero della Salute. Il taglio cesareo è diminuito negli ultimi anni, per fortuna, ma siamo oltre comunque il 30%, significa che una donna su 3 subisce un taglio cesareo che, dicono le evidenze scientifiche, mediche, non gli antropologi, sociologi, filosofi, è assolutamente al di sopra di ciò che potremmo immaginare sia necessario dal punto di vista clinico. E così per altri tassi elevatissimi in Italia, il tasso di induzione per esempio, di accelerazione del parto, di episiotomia, di uso di manovre che purtroppo da moltissimi anni l'OMS e altre organizzazioni ci dicono di contenere e addirittura in alcuni casi di non utilizzare e che continuano ad essere utilizzate. Ma quello che è interessante, a mio avviso, sempre nell'ottica del comparare, non è tanto criticare il nostro modello, perché quello è facile, no? Siamo sempre pronti a dire qualcosa di brutto su di noi, bensì rendersi conto che questo è un problema che va al di là delle nostre frontiere, ancora una volta è un problema transculturale, ha a che fare con un modello, su come è stato implementato un modello, dove è stato portato, no? Portato all'eccesso, e quindi questi aspetti, questi tassi così elevati,
ritrovati, noi li ritroviamo in moltissimi paesi, non è un problema italiano, è un problema di eccessiva medicalizzazione, è un problema di interpretazione del parto e della nascita come eventi a rischio, quando non sempre così sono. E al contempo è un problema che solleva altre questioni e soprattutto recentemente ha sollevato altre questioni. Donatella accennava al concetto di violenza ostetrica di cui io mi occupo da studiosa da 7-8 anni. È un concetto interessantissimo, nuovo per il panorama o semi-nuovo diciamo per il panorama europeo, che nasce non da noi, nasce in America Latina dentro i movimenti femministi, femminili, la rivendicazione dei diritti riproduttivi e in quel contesto già negli scorsi decenni nasce una definizione di legge della violenza ostetrica che oggi è presente in diversi paesi latinoamericani e che in qualche modo ci offre uno spunto per pensare a delle resistenze a questa eccessiva medicalizzazione, perché quello che noi possiamo osservare è che né i professionisti sono soddisfatti di questo tipo di modello, perché i professionisti sono parte di questo, non sono i nostri nemici, non sono i nemici delle donne, sono coloro che invece assistono le donne, ma le ricerche che noi abbiamo ci mostrano che spesso è lo stesso professionista che soffre, è la stessa ostetrica che soffre, perché vorrebbe poter assistere quella donna in maniera differente, ma non può farlo, perché il protocollo, perché le gerarchie, perché il sistema medico, perché la medicalizzazione. Allora il punto è cercare delle modalità per rivedere questo modello così eccessivo, così interventista, che ci ha portato un po' troppo lontano e in qualche modo contenerne gli eccessi, ovviamente, mantenerne i benefici quando è necessario, ma contenerne gli eccessi quando non è necessario. E dal mio punto di vista l'esperienza delle ostetriche condotte, ma anche l'esperienza delle ostetriche non condotte, ma attuali, che decidono in qualche modo di lavorare fuori da questo modello, fuori dagli ospedali, eccetera, è un'esperienza interessante, è un'esperienza di resistenza. Agli antropologi contemporanei piace il termine resistenza, vuol dire capire come le culture, i gruppi sociali in qualche modo rispondono alle sollecitazioni. No? La biomedicina è un grande sapere, egemonico, globale, globalizzato, e come rispondono le diverse culture e le diverse società in differenti contesti. Beh, quello che possiamo osservare qui è senza dubbio non una rinascita dell'ostetrica condotta, perché questo storicamente non avrebbe nessun senso, ma è per esempio una nuova generazione di ostetriche che decidono di assistere a domicilio. Che cosa vuol dire? Stiamo tornando indietro? Io non credo onestamente, io credo che stiamo offrendo più possibilità alle donne di scegliere. Perché queste ostetriche sono ostetriche professioniste, sono ostetriche laureate, esattamente come quelle che scelgono di lavorare in ospedale e allo stesso modo cercano di fare al meglio il loro lavoro, però offrono nel nostro panorama contemporaneo, ripeto, forse un modo differente, perlomeno un parametro di confronto rispetto a modalità in cui possiamo assistere il parto e la nascita. E questo secondo me è sempre interessante ed è uno dei motivi per cui ritengo che il tuo libro sia assolutamente importante, anche per esempio per le allieve ostetriche. Io ho la fortuna da qualche anno di insegnare antropologia della nascita pochissime ore al corso di allieve ostetriche qui all'Università di Udine e devo dire che questi contenuti sono a mio avviso fondamentali, proprio perché danno una prospettiva storica da un certo punto di vista, da dove arriviamo. Spesso c'è questa cesura, non sappiamo esattamente da dove arrivi questa professione, ma anche una prospettiva rispetto al dove vogliamo andare, a che cos'è che dobbiamo migliorare, perché non possiamo pensare di ripetere gli stessi modelli quando ci siamo accorti che sono modelli assolutamente critici per certi aspetti, non per tutti ovviamente, però senza dubbio per certi aspetti. Non vorrei portare via altro tempo, eventualmente se ci sarà il momento dei commenti, delle domande sono a disposizione, ma ti lascio la parola perché il tuo libro è interessantissimo, complimenti. Grazie mille Patrizia, veramente di questo intervento illuminante, perché è un contributo, un arricchimento fondamentale al discorso del libro, perché sposta i confini, sposta i punti di vista e mette a fuoco la criticità che io nel libro
in effetti solo accenno, perché si basa su una ricerca antropologica che è focalizzata su quel periodo lì. Ho accennato qualcosa, però questo discorso che tu hai fatto adesso veramente arricchisce e contribuisce a mettere in luce tutta la problematica connessa alla contemporaneità, e che poi lascerò spazio dopo il mio intervento alle ostetriche qui presenti, perché per loro è il pane quotidiano ed è il loro tema. Allora io prima di tutto voglio ringraziare le persone presenti, che sono così numerose, e veramente ringrazio tutti e tutte. Vedo che ci sono anche uomini oltre che donne, vi ringrazio anche di questo. Per me è un'emozione, è un onore essere di fronte a un pubblico così numeroso, ma questo dà la misura dell'interesse che c'è intorno a questo tema, perché è un tema effettivamente sensibile per tutte le donne che hanno attraversato l'esperienza del parto, ma in generale perché pone effettivamente il problema dell'interventismo e del paragone, no? Del mettere a fuoco il confronto con l'esperienza del passato e capire noi come donne cosa abbiamo perduto, cosa abbiamo guadagnato, in quale strada dobbiamo metterci e dov'è la discussione. Nelle presentazioni che abbiamo fatto in Carnia già ci sono stati degli interventi illuminanti delle ostetriche contemporanee. Adesso io tornerò invece sulla ricerca per mettere a fuoco le problematiche così come io le ho viste e le ho incontrate. Prima però di passare ai contenuti della ricerca, lasciatemi fare due ringraziamenti fondamentali all'Università di Udine, che mi ha consentito di trasformare la ricerca in un libro, e in modo particolare un grandissimo grazie a Donatella Cozzi, senza la quale questo libro non esisterebbe, perché lei ha supportato il progetto della collana La stanza delle voci e il progetto Archivio Testi. Però un grazie anche molto grande a Erika De Bartolomel, che ha fatto il gravoso lavoro di digitalizzazione di tutte queste interviste e anche l'editing degli estratti che trovate online e che vi invito caldamente ad andare a sentire, perché sono delle chicche. Andate in Open Access nella home page della forum e li trovate a tendina e sono veramente indicativi dei personaggi che ho intervistato e anche del contenuto del libro. Quindi ringrazio la professoressa Quattrocchi della bellissima prefazione che ha fatto al libro, perché anche nella prefazione è messo a fuoco questo tema della risignificazione delle esperienze e delle testimonianze del passato rispetto al nostro presente. Bene, i ringraziamenti vanno anche alla forum, trovate qua fuori il banchetto e vi invito, se siete interessati all'acquisto, perché è dietro la porta e non si vede, a dargli un'occhiata. Quindi un forte ringraziamento alla forum, che ha fatto un grande, prezioso e laborioso lavoro di editing su questo libro, anche per riuscire a estrapolare le interviste e a metterle online, che non è stato facile, veramente. E non è qui presente, però devo ringraziarlo perché senza di lui la ricerca non esiterebbe, il relatore della tesi, che era il professor Giampaolo Gri. Detto questo, spero di non aver dimenticato nessuno, perché i ringraziamenti sono sempre difficili. Entriamo nel tema specifico. Allora, vi spiego molto brevemente in cosa è consistita la ricerca. Allora, la ricerca era finalizzata a intervistare le ostetriche condotte ancora in vita nel 2005-2006, perché io ero interessata a analizzare che cosa succedeva quando ancora l'assistenza era a domicilio in casa. Poi vi spiego le motivazioni, però adesso vorrei solo riassumervi chi ho intervistato. Io ho intervistato 3 ostetriche condotte, quella di Lauco, quella di Comeglians e quella di Sutrio. Ho intervistato 2 ostetriche ospedaliere, più giovani, che però avevano lavorato nell'ospedale di Tolmezzo nel periodo di transizione, quando
ancora i parti erano appena spostati nella struttura ospedaliera da poco tempo e ancora non era stato strutturato né istituzionalizzato il vero e proprio reparto di ostetricia ginecologia a Tolmezzo, quindi poi loro continuarono a lavorare, ma la testimonianza che io ho raccolto si riferisce a quegli anni lì, quindi 5 ostetriche e un gruppo di donne che avevano partorito in casa negli stessi comuni, quindi comune di Ovaro, di Comeglians e di Lauco. Questa era la ricerca. Allora, perché, con quali motivazioni sono arrivata a questa ricerca? Questo ve lo devo spiegare. Allora, io sono arrivata al percorso di lettere dopo aver seguito un percorso di studio e professionale come fisioterapista. Avevo anche lavorato specificatamente nel campo delle paralisi cerebrali infantili e delle paralisi ostetriche, quindi avevo molto presente la problematica connessa al parto, alla fisiologia del parto, ma anche alle sue complicanze e alle patologie neonatali derivanti dai parti distocici. Quindi avevo molto chiaro questo, però avevo anche al mio attivo 3 parti, tutti avvenuti negli anni '80, anni di estremo interventismo ostetrico, e avevo vissuto nei miei parti una vera, io non posso parlare di violenza, però, perché non vorrei usare termini troppo forti, però sicuramente un processo di espropriazione completo. Non era possibile ottenere niente di quello che io avevo chiesto e nulla era stato fatto di quello che io avevo chiesto, perché c'era sempre la giustificazione: qui c'è il rischio per il bambino, quindi beccati l'ossitocina, non ci piove, quindi dei travagli accelerati ogni volta con l'ossitocina fissa, ogni volta col cardiotocografo fisso sulla pancia, quindi bloccata a letto in posizione supina, che diventa una tortura, l'invasività di tutte le manovre precedenti e successive, il parto sempre soltanto in posizione litotomica, quella sul lettino, altrimenti non era possibile, non si poteva nemmeno chiedere né discutere. Oggi l'ostetricia ha tutti altri orientamenti e comprende e capisce tutta un'altra dinamica, no? Però io non lo so e mi chiedo quanto questa elasticità è messa in discussione, è diffusa sul territorio nazionale e in tutti gli ospedali. Questo non lo so, lo chiedo anche alle ostetriche, è un tema che mi interessa molto, perché ai miei tempi non era possibile assolutamente pensarci, ma anche un'altra delle cose fondamentali, che il rapporto madre-bambino in quell'epoca era un orrore, perché il bambino appena nato veniva preso, tagliato il cordone ombelicale, portato a lavare, avvoltolato nel lenzuolo e ritornato alla madre solo per un attimo, giusto che lo veda, lo riconosca, e poi preso in accudimento dalla nursery che lo portava soltanto a ore fisse per le poppate. Per cui il bonding di cui adesso si parla tanto e che è il rapporto di riconoscimento pelle a pelle madre-bambino non esisteva, e anche chiedendolo con difficoltà veniva concesso, e questo era sicuramente qualcosa che tutte le donne hanno vissuto in quel periodo molto male. Io ero molto motivata quindi ad andare a cercare, la mia era una tesi in antropologia, andare a cercare non dati statistici, non dati sociologici, numeri. Io ero interessata a capire i modi, a scoprire come era prima che succedesse questo negli ospedali, come si partoriva nelle case con l'assistenza delle ostetriche condotte, cosa facevano le donne nelle loro consuetudini, e anche le consuetudini e le tradizioni quali erano e in che senso si muovevano, cosa significavano le tradizioni. Bene, tutto questo io dalle interviste effettivamente è uscito, tanto più perché le interviste si sono rivolte a un gruppo di donne omogeneo della Carnia, dove la persistenza della consuetudine al parto in casa è perdurata molto più a lungo. Devo qui permettere che la riforma che cambia le cose è del 1962. Fino al 1962 partorire
in ospedale non era gratuito, non era garantito dallo Stato. Col 62 ci fu una riforma che prevedeva che tutte le casse mutue passassero l'assistenza ospedaliera. Da quel momento in poi i parti progressivamente si spostano negli ospedali. Però nella montagna c'era, e questo il fatto che perdurassero e si mantenessero i parti nelle testimonianze che io ho raccolto fino a tutti gli anni 60, addirittura a inizio anni 70, noi ritroviamo ancora i parti a domicilio assistiti a delle ostetriche condotte. Perché? Perché in quei paesi il rapporto di fiducia e il rapporto di riconoscimento dell'ostetrica era fondamentale. L'ostetrica era una figura di fiducia, una persona a cui le donne si rivolgevano e preferivano di gran lunga continuare a partorire in casa con l'ostetrica condotta che andare in ospedale. C'erano sì nelle montagne anche ragioni logistiche, perché raggiungere l'ospedale in certe stagioni poteva essere molto difficile o faticoso o rischioso. Però veniamo al contenuto vero e proprio delle interviste e del libro. Allora, io non voglio perdere il filo dell'orologio. Sì. Allora, le ostetriche che io ho intervistato hanno lavorato tutte a partire dagli anni 45 fino a tutti gli anni 60. Dopodiché, quando i parti si sono spostati in ospedale, sono state riassorbite dai consultori familiari e hanno continuato fino all'età del pensionamento. Ora, chi erano e come si muovevano le ostetriche condotte? Quali erano le loro modalità di lavoro? L'ostetrica condotta seguiva, intanto era conosciuta, era una figura istituzionale importante quanto il prete e il medico condotto, riconosciuta dalla collettività, conosciuta personalmente, c'era un rapporto di fiducia e di affidamento delle donne nei confronti di queste figure. Era un rapporto di fiducia conquistato sul campo. Tutte queste ostetriche che io ho intervistato mi hanno confermato che avevano almeno al loro attivo centinaia di parti ognuna. Quindi l'esperienza fatta sul campo era un'esperienza estremamente difficile e faticosa e anche esposta a rischi e complicanze di tutti i tipi. Un'ostetrica condotta, che aveva una condotta in un paese, doveva coprire tutte le frazioni. Sappiamo quanto in Carnia le frazioni fossero disperse. Voi provate a immaginare negli anni dal 45 al 60 come erano le strade in Carnia. Loro si facevano a piedi tutti i percorsi, raggiungevano delle frazioni distanti anche 2 ore a piedi. Camminavano di notte e di giorno, perché tante volte venivano allertate di notte. Poteva esserci la neve e anche la neve alta. Potevano dover attraversare i boschi, potevano esserci le nevicate, poteva esserci la pioggia, poteva esserci il freddo, poteva esserci di tutto, e loro andavano giorno e notte e lavoravano a disposizione della comunità 24 ore al giorno. Potevano avere certo anche le ferie, ma anche le ferie solo se trovavano una sostituta. A volte la sostituta non la trovavano e quindi non facevano neanche le ferie. Erano pagate poco. Eppure facevano questo lavoro con una passione, una dedizione assoluta. È chiaro che avevano in cambio una grande gratificazione, un riconoscimento che si sostanziava di un rapporto non solo di fiducia, di riconoscimento, ma di amicizia che si consolidava nel tempo, perché se una donna aveva un primo parto, poi un secondo, un terzo, voi potete immaginare che figure erano queste. Allora, cosa facevano loro? Raggiungevano la casa dove venivano chiamate, venivano allertate nella fase del travaglio, arrivavano. Nel momento in cui arrivavano, però, come una donna entrava in travaglio, cosa succedeva nelle comunità? Che si allertavano tutte le donne, c'era una mobilitazione collettiva, non solo delle donne della famiglia, ma di tutto il vicinato, di tutta la borgata,
e c'erano sempre delle donne di esperienza. Le donne di esperienza erano donne che avevano assistito a più di un parto, che da sole erano in grado, in caso di necessità, di aiutare una donna a partorire dall'inizio alla fine, proprio per esperienza sul campo, nient'altro. Ma erano viste molto bene dalle ostetriche perché erano loro aiutanti, perché si prestavano nel momento di necessità intanto a dare una mano sulla scena del parto, ma quando l'ostetrica tardava ad arrivare, loro erano sempre pronte perché appunto erano della borgata, erano vicine, quindi in tutte le testimonianze che io ho raccolto, sia di donne partorienti che di ostetriche, ci sono sempre queste figure di donne di esperienza, viste in modo molto positivo dalle ostetriche stesse. C'era nel momento in cui sulla scena del parto, ma anche nel prima e nel dopo, sempre una accompagnamento e condivisione da parte della comunità e della collettività. In primo luogo femminile, era una mobilitazione tutta femminile, ma non soltanto, perché c'erano anche gli uomini che facevano la loro parte, intanto andavano a chiamare l'ostetrica quando c'era bisogno di notte, andavano gli uomini a chiamarle e accompagnarle poi a destinazione, e potevano anche collaborare sulla scena del parto. Mi è stato descritto il feral sostenuto dall'uomo, e questo Gisella lo raccontava. Bene, ma a parte questi dettagli, c'era in questa mobilitazione c'era una trasmissione di saperi fra donne, questo era vero, era una cosa vissuta da tutte, testimoniata da tutte. Vi faccio un esempio. Nel momento del travaglio, premetto, allora, perdo il filo e lo riprendo, le ostetriche seguivano tutto il percorso della nascita, quindi gravidanza, parto e puerperio. Lo seguivano dall'inizio e conoscevano le donne una per una, quindi le visitavano prima, se non si facevano visitare le fermavano per strada e si informavano sulle loro condizioni, quindi arrivavano al travaglio, al parto, che già sapevano qualcosa. Nel momento del parto poi potevano esserci le complicanze più terribili, ma le risolvevano. Rarissime volte dovevano spostarsi a Tolmezzo, anche perché poteva essere anche più rischioso andare a Tolmezzo in certe condizioni, quindi toccava stare in casa e vedersela con i mezzi che avevano. Poi seguivano le donne anche nel puerperio e davano indicazioni sull'allattamento, venivano a visitarle più di una volta al giorno nella prima settimana, le seguivano poi dopo l'allattamento anche fino allo svezzamento. Nell'allattamento erano capaci anche di prendere il latte da quelle che ne avevano troppo e portarlo a quelle che ne avevano poco, quindi pensate la complessità, ma anche l'interezza dell'intero loro lavoro, non solo sulla scena del parto. Ma torniamo alla scena del parto, ero arrivata lì. Mi è stato testimoniato, per esempio, dall'ostetrica di Sutrio, Liliana Vanino, che lei arrivò e vide fare dalle donne questa cosa che era bollire erbe emollienti, farne un decotto e poi metterlo in un secchio grande, tassele, e con altra acqua calda, e la donna durante il travaglio ci si sedeva sopra e aiutava la dilatazione. Questa cosa l'ostetrica vide farla e disse: perché non farlo? È una cosa giusta, il caldo aiuta, dilata, benissimo, lo faccio anch'io. Quindi c'era un'integrazione dei saperi e delle tradizioni anche da parte delle ostetriche, che avevano questa apertura mentale, oltre quella di innovare e prendere delle iniziative. Adesso vi faccio sentire una registrazione, purtroppo la voce rimbomba e non si sente bene, ma poi ve la spiego. Solo una cosa prima. Allora, le ostetriche avevano, come si parlava prima, come diceva anche la professoressa Quattrocchi, ecco, non c'era mai fretta, aspettavano, avevano tutta la pazienza di aspettare i tempi naturali del travaglio, quello che poi negli ospedali non si faceva più, ma poi ci arriveremo. Andiamo sulla testimonianza, il travaglio in ginocchio. La necessità di cosa ci fa? A partorire a ginocchio parteva. Che bello, ma quando faceva così? Pensai altro che, mi rendevo conto che avresti aiutato in qualche maniera. Certo che non le viene assistere così, non le pratico, no. Come lo fai? E a pensare
salti per sole, li metti Per sole, nessuno mi aveva mai insegnato a farlo. E gli amine no. no, no, ma usate così perché in tali situazioni difficili o normalmente? No, queste cose, tutto la vabbè. Per esempio, tutto la vabbè l'antivo. Però che robe lì, ti metti in genoli a partorire, a pensare... No, io, che non E quando la usate, che posizione lì? Quando la dilatazione era completa e le contrazioni erano buone e astentava di giù e la presentazione era cefalica, era buona, in che volta che vedevi quando le contrazioni erano da forte, cioè, sì. Allora era pronto, era giusto, no, ma che era difficile, allora in che volta c'è il peso aiuterà. Perché quando uno le spiti, È sicuro? È a pensare aiuta, la gravità, è per forza. E devi materarti fuori. Allora, i metalli da parte era sempre una femmina perché Borgata toccava, abituata a aiutarmi. La brea di lavare, sotto il insulto. Dopo gli domandavi la cuvierta vecchia, sapessi, arrotolata dura e dopo a volta di un linsul vecchio, allora io rimettevo Per alzare su per il sedere. e per Dio di mio, per giusto, sedere. giusto sempre sì. Ma è l'usor? Deve l'usor di Dio di Cosa dai? E più ti mi risulterai? Andare benissimo. Sì, volevo dire io che appunto due cose. Innanzitutto il fatto che noi che siamo qui presenti lo sappiamo bene, quando si quando si fa quello che possiamo chiamare un'intervista, in realtà è un dialogo, un incontro essenzialmente tra persone. E a parte il fatto che appunto in archivio noi abbiamo audiocassette degli anni 70, cassette, tutte le tecnologie presenti, possibili e immaginabili, che si sono succedute dagli anni 70 in qua, e sono veramente tanti. Naturalmente la resa purtroppo all'interno di una sala così grande non è la stessa se voi ascoltate dal vostro PC la testimonianza, quindi la testimonianza riportata nel sito, o che voi sentiate appunto la testimonianza dall'archivio. Diciamo che a maggior ragione viene fuori le conseguenze di una, come dire, anche di un rapporto più colloquiale, in qualche modo anche di reciproca fiducia, che non si rende bene all'interno. Però adesso Barbara vi spiega. Allora, credo che abbiate sentito molto poco, no? Giusto? Specialmente in fondo. No, poco. Bene. Allora, qui Gisella raccontava che lei di testa sua aveva pensato che quando il travaglio non va avanti bene, cosa si può fare? Si usa una posizione gravitaria. Ha detto, mai insegnato a scuola, ho pensato io. E le metteva in ginocchio accucciate. Così, con la posizione di gravità, il travaglio andava avanti meglio. Pensato lei, insegnato nessuno. Però Gisella anche mi raccontò una cosa che spiega Gisella è l'ostetrica l'ostetrica di Lauco. Lei mi spiegò anche, da questo viene il titolo del libro, che una volta, proprio nel 1946, appena iniziato a lavorare su un stali sperduto nella montagna, era arrivata che la donna aveva già partorito. Nella cenere aveva partorito, tenendosi alla catena del focolare, e questo era il modo che le donne naturalmente sceglievano per partorire. Partorivano accucciate, che è il modo più ovvio, che adesso l'ostetricia contemporanea ci diranno le ostetriche dopo, ma viene consentita a una donna di scegliere la posizione in cui partorire, e non è poco. Oltre al rispetto del travaglio, perché qui abbiamo due componenti, la posizione, il rispetto dei tempi e
il dialogo con la donna, l'ascolto, insomma c'era un modo, erano altri modi di fare. Allora, la posizione della catena mi è stata riferita anche da un'altra ostetrica di Comeglians che mi disse: le nonne partorivano tenendosi alla sponda del letto, i letti avevano le sponde alte, accucciate col lenzuolo sotto. Questa era la posizione che usavano le nonne. E le ostetriche condotte vedevano fare e integravano quello che era nei modi tradizionali di fare. Allora, io arriverei quasi alla conclusione, però vi devo dire ancora una cosa. Le ostetriche ospedaliere che io intervistai a Tolmezzo, che lavorarono nei primi anni 70 e lavoravano in completa autonomia perché non c'era un reparto dedicato all'ostetricia, facevano riferimento soltanto al primario della chirurgia, che era anche ginecologo, e che era deputato ai cesarei in caso di emergenza, ma avevano indicazione di romper l'anima ai chirurghi il meno possibile e quindi arrangiarsi da sole più possibile, che vuol dire che loro si facevano tutti i podalici per via naturale, erano completamente libere, per cui facevano quello che facevano fuori le ostetriche condotte fino a pochi anni prima, cioè rispettavano i tempi del travaglio, lasciavano che la donna camminasse e si muovesse, non esistevano ancora i cardiotocografi all'epoca, quindi auscultavano, poi le lasciavano muoversi, avevano tutto una grande tranquillità e rispetto e molto interesse alla relazione personale con la donna, cercavano questo, tant'è che mi è stato detto che facevano in modo, turnandosi, erano in 3 all'epoca ostetriche a Tolmezzo, si turnavano fra una e l'altra in modo che se un'ostetrica prendeva in carico una donna in travaglio, non la lasciava finché non aveva terminato la fase del parto, finché non aveva partorito. Anche 24 ore di fila, perché non la lasciavano. Questo era il must, dovevano, era un tradimento andare via e mollarla lì. Oggi, anche con la migliore buona volontà, un'ostetrica non lo può fare perché non è consentito dalla legge. Quindi la relazione al centro, le donne, fra il rapporto ostetrica-donna, questo c'è sempre stato, finché gli si dà la possibilità di lavorare in un certo modo. Questo è il modo in cui le donne fra ostetrica e donna andrebbero avanti a lavorare e a rapportarsi, e anche le complicanze più terribili che c'erano le affrontavano con il senso di accettazione del rischio, di accettazione, sapendo che potevano fidarsi dell'ostetrica, che avrebbe fatto il meglio che poteva, avrebbe fatto tutto il possibile, quindi c'era un affidarsi e un riconoscersi, il riconoscimento nell'altro, che faceva sì che il rapporto funzionasse, e funzionasse non solo rispetto all'ostetrica, ma rispetto alla comunità complessivamente, senza voler idealizzare o mitizzare tutto questo. Però è vero che la condivisione, è vero che l'accompagnamento significa molto. Vediamo quanto tempo ho. Bene, ancora soltanto poche parole, dopo sentiamo l'ultima testimonianza e vado in conclusioni. Ma su questo delle complicanze volevo dirvi: la possibilità di far fronte a complicanze che oggi riterremo impossibili, se c'è qualcuno qua in sala che conosce, insomma, emorragie postpartum, prima che arrivasse il medico condotto, fermate con le mani, placente previe risolte per via naturale, perché non c'erano alternative, o così o la donna moriva. Andate a sentirvele perché ci sono gli estratti nella tendina online. Bene, io entrerei nell'ultima testimonianza e dopo tiro le conclusioni. Il primo parto di Gisela Florit, speriamo che si capisca qualcosa. Mi riconosci, com'è? E sì che mi ha veduto da nascita, ma dice anzi, del 42. Allora no, allora tu ci parli, no, non è possibile. È così, e sì che me meri, sai che c'è tu là che c'è cara in così, che me meri mi ha messo il questrino, e vi clavi di te, ma non è possibile, faccio che
ieri a scuola ostetrica, sì, il Brinanchi facevi che dopo non potevi venire tu e io. Sì, che era guerra. Ieri venuto per Natale, il primo Natale che eri qua. E era guerra, era coprifuoco. No, ma dopo io capì qualche ma mi ha detto, e sai che giocare le vinai che giocavano così. Allora mi ha contato mi sei ricordata. Il primo figlio a 44-45. Dovevi nuie. Allora coprifuoco. La sera. Ve lo spiego io, ve lo parafraso. Allora, questa è una situazione che il primo parto di Gisella Florit. Gisella Florit finì il suo corso e cominciò a lavorare alla fine del 45. Bene, qui era allieva. Lei da allieva era interna nella scuola di ostetricia. Frequentava il corso a Udine, però siamo nell'inverno, nel Natale del 42. Va a casa a Natale a trovare i suoi, perché sennò stava giù interna a Udine. Coprifuoco, guerra, arriva un uomo a chiederle se poteva andare ad assistere sua moglie, che aveva 44-45 anni, primo parto. E va lì e questo Menut e va a chiederle se va a aiutare. E lei dice, ma come, non posso, non ho niente, neanche uno strumento, neanche un guanto, neanche una pinza, niente, come faccio? E non sono neanche legalmente tenuta, anzi sarei da denuncia, dice, perché non sono diplomata, ho solo visto, non ho ancora neanche assistito. E quell'altro le dice, e nessun is al mior. E lei dice, mi metto una mano sulla coscienza e decido di andare. Questa è Gisella. Mi metto una mano sulla coscienza e decide di andare, va lì e chiede, veso alcol che del cooperative? E lei dice sì, gli dicono abbiamo l'alcol della cooperativa. Avevo fuarpes? Sì, abbiamo fuarpes. Veso filtuart che il da scarpes? Il filtuart per chiudere il cordone ombelicale. Sì, avevano filtuart. Allora, veso un catino, gli danno il catino e che strucciavi gli patatis lessis. Col catino delle patate lesse butta l'alcol, sterilizza con l'alcol le forbici, il filo, quello che era, taglia, ha fatto nascere questa qui che stava benissimo, non ha avuto un problema e l'hanno chiamata Gisella. E questa donna, quando sono passati un bel po' di anni, l'ha trovata dalla parrucchiera e gli ha detto io sono Gisella, mi ha fatto nascere impossibile, alla 42 io non lavoravo. No, è vero, mi acclama Gisella. Ecco, questo era il primo parto di Gisella. Allora, questo ci dice un mondo che era un mondo altro. Noi abbiamo da imparare da quel mondo, anche se è un mondo irriproponibile, però ha da darci ancora dei contenuti, ci può trasmettere dei contenuti, perché lì c'erano alcune cose fondamentali. Allora, primo, l'accompagnamento e la condivisione collettiva. I riti di passaggio erano, abbiamo detto, l'ha detto Patrizia prima, il parto è un atto culturale. In ogni cultura ci sono dei modi e dei saperi. Qui in Friuli c'erano tutti dei rituali di accompagnamento. Uno di questi, per esempio, era la quarantena dopo la nascita, che era un momento che si può leggere come tabù, ma in realtà era un momento di protezione della donna. Oggi c'è l'invasione delle visite parenti, conoscenti che vogliono vedere il bambino. Quella volta la donna era protetta da una tranquillità che le permetteva di integrare, di rientrare in relazione col bambino. Il bambino era protetto, era tutelato. C'era una mobilitazione di donne che aiutava la donna a lavare tutte le faccende, la biancheria del parto e poi la biancheria del bambino, e comunque aiutava ad accudire. Non c'era l'isolamento, la solitudine che c'è oggi. Questo in primis. Quindi la collettività e la comunità che accompagnava e conteneva. Questo è importantissimo. Per cui ogni donna che ha partorito sa quale cambiamento rivoluzionario sia avere un figlio. Il cambiamento di stato, per cui una arriva a casa, questo bambino urlante che non sa da che parte pigliare e che cosa gli vuole dire. E c'è bisogno di integrare la propria nuova condizione di madre e di integrare il nuovo essere nella comunità o nella famiglia. Quei rituali e quei ritmi che c'erano lo permettevano. Allora è chiaro che non possiamo riproporre questo, ma dobbiamo avere l'attenzione su questa cosa. Poi
nel momento della scena del parto ci sono due discrimini. Nella situazione che c'era nelle case con l'ostetrica condotta c'era un rapporto di totale fiducia e di affidamento, ma c'era anche un rapporto di assunzione di responsabilità. Ognuna delle due attrici della scena si assumeva fino in fondo tutta la sua responsabilità, sapendo che andava incontro a rischi e che la sventura era possibile, ma mai più si sarebbero sognate di denunciare l'ostetrica se c'era un problema, perché sapevano che avrebbe fatto comunque il meglio che poteva fare. Non c'era la logica difensiva, aggressiva che c'è oggi, che ci ingabbia in qualcosa che è diventato disumano, perché a forza di tutele e regole siamo tutti avvoltolati in una spirale perversa. Chi lavora nella sanità lo sa benissimo, siamo ingabbiati, assolutamente ingabbiati, l'agire umano non è più umano, non ha più al centro la relazione, ha al centro le regole, ha al centro i protocolli, ha al centro le legislazioni, dopodiché c'è la persona. Allora, detto tutto questo, io vorrei lasciare lo spazio a tutte le altre donne che hanno molte cose da dire e da aggiungere. Vorrei dire che appunto le donne di quel tempo lì avevano coraggio, prendevano in mano, non delegavano, ecco, non c'era una passività, nemmeno questo da parte delle donne, c'era un assumersi la responsabilità e fare qualcosa di attivo in prima persona, e questo è un grosso problema, perché oggi invece la tendenza nel momento in cui noi entriamo nell'istituzione sanitaria è quello della delega e semmai dell'aggressività o della difensività. Allora poniamoci solo i problemi e poi lascio la parola proprio a chi ci lavora e a chi ha da dirci cose. Lascio la parola adesso a Valeria, che ci racconta da testimonianza diretta come lavorava sua nonna e cosa faceva. Grazie a voi. Buon pomeriggio, buonasera a tutti. Mi presento, sono Valeria Dell'Oste e sono la nipote di una di queste donne meravigliose, coraggiosissime e aggiungerei anche instancabili, perché lavoravano veramente H24. E mia nonna era appunto Florit Gisella, che ha lavorato come ostetrica condotta nel comune di Lauco, che è un comune carnico in alta montagna, fra l'altro uno dei comuni più vasti della provincia, si estende veramente per un numero di chilometri di frazioni notevoli. Questo è il terzo incontro al quale insomma, partecipo, dedicato alle ostetriche condotte in Carnia, e devo dire che ogni incontro è stato veramente unico ed irripetibile, e ognuno ha avuto la sua particolarità. Questo per esempio, non so se è una fatalità, ma mi riporta dopo 20 anni tra queste mura a me care, perché nel lontano giugno del 2002 mi sono laureata qua in lingue e letterature straniere e con una tesi tra l'altro dedicata proprio a mia nonna, una tesi in letteratura francese, in cui io mi sono sentita di ringraziare questa donna in modo particolare per avermi trasmesso fin da bambina la passione e l'amore per la lingua e la cultura francese, e dopo vi spiegherò perché. Gisella era una nonna presente, amorevole, affettuosa, premurosa, ma per come l'ho conosciuta io, e fortunatamente ha avuto una vita molto lunga, perché mia nonna è venuta a mancare nel 2019 e tra l'altro per me ascoltare la sua voce è emotivamente, insomma, è molto toccante, ecco. Mia nonna era tutto questo, ma era soprattutto una donna, per come l'ho vissuta io, che ha dato tutta se stessa per la sua professione. Nella sua vita c'era la famiglia, l'amore per la Francia e il suo lavoro. Il suo lavoro è stato veramente
qualcosa a cui lei ha dedicato tutta l'esistenza mettendoci anima e corpo, senza mai aver paura dei sacrifici che questo ha comportato, perché io ho conosciuto una donna che ha fatto veramente tanti sacrifici per riuscire a conciliare, tra l'altro in quei tempi, il ruolo di mamma con il ruolo di ostetrica. Mi ricordo tantissimi episodi raccontati, tra l'altro mia nonna era una persona che amava raccontare di sé e del suo lavoro in particolare, ed era anche un po' un personaggio perché era abbastanza empatica, quindi non ricordo solo i contenuti, ma ricordo proprio i modi, le espressioni, l'intercalare, magari ecco, sono difficilmente comprensibili per chi non conosce il friulano, però era veramente molto diretta e trasmetteva questa energia, il lato emotivo, no? Sembrava veramente di rivivere quella situazione, quella storia con lei, e per me le sue storie sostituivano le favole dei bambini, erano anche molto meglio perché erano molto avventurose, devo dire, e partono fin dagli studi, quando appunto era qui a Udine. Mia nonna ha studiato qua a Udine, lontana dalla famiglia, quindi in epoca di guerra, perché durante tutti gli studi era periodo di guerra, quindi lavorava e contemporaneamente era interna volontaria H24, quindi poteva essere chiamata insomma per aiutare, eccetera, eccetera. Quindi un percorso molto impegnativo fin dagli studi. La maggioranza dei racconti che io ho ascoltato riguardavano i tragitti, tra l'altro, perché si parlava prima di questi percorsi estenuanti tra una frazione e l'altra, a piedi perché le strade che c'erano erano poche, non arrivavano dappertutto, alcune frazioni si raggiungevano con mulattiere, per esempio, quindi mia nonna in qualsiasi momento dell'anno, con la neve, con la pioggia, faceva questi percorsi a piedi. E tra l'altro mia nonna era, si vede anche un po' dalle immagini, era molto piccola e esile, e mi ricordo questi racconti nella neve soprattutto, perché una volta la neve era molto più copiosa di adesso, quindi già solo arrivare a casa della partoriente era un'odissea, ecco. Poi ricordo tutti i parti difficili in cui si è trovata a dover prendere delle decisioni da sola, senza potersi confrontare con qualcuno, perché a volte già solo il confronto con qualcuno è di sollievo, quindi prendendosi una grossa responsabilità. E fra l'altro con mezzi spesso di fortuna, mi raccontava episodi di trasporti, di partorienti, con una scala, cioè una scala con un asse sopra per trasportare una partoriente in difficoltà alla prima frazione vicina, dove poteva esserci qualcuno con un'auto per andare, quindi Butea, Fusea così e Fusea Tolmezzo finalmente in auto. Ecco, in casi proprio estremi di necessità di andare in ospedale, che poi erano casi rarissimi ma potevano capitare. E anche lì il problema era raggiungere l'ospedale. E ricordo anche le sue battaglie, perché era una tipa abbastanza battagliera e spesso, per esempio, ha combattuto certe usanze, certi costumi, come per esempio l'abitudine di fasciare i neonati. All'epoca si fasciavano e lei piano piano, riuscendo a parlare con queste persone, a entrare non imponendosi, è riuscita a far cambiare ad un intero paese questa mentalità. Insomma, gli episodi sono veramente tanti. Si diceva delle ferie mai fatte perché nessuno accettava di sostituirla, tantomeno a Lauco, e delle giornate, settimane in cui lavorava per giorni di seguito, con poche ore di pausa tra un parto e l'altro, e per accelerare i tempi dormiva vestita.
cioè arrivava a casa dopo ore di parto, travaglio, ansie o giustamente stress, eccetera, eccetera, e andava a dormire così ed era pronta per la prossima chiamata, perché c'erano molti più parti di adesso e capitava che avesse dei parti ravvicinati. Quello che però io vorrei focalizzare nel mio intervento, più che singoli episodi, perché ce ne sarebbero da raccontare, è una cosa che mi ha sempre colpito e che è legata ai discorsi, appunto, che sono stati affrontati in questa sede stasera. Mi ha sempre colpito la stima, l'affetto, la riconoscenza della gente del mio paese verso mia nonna, ed era una cosa che proprio io sentivo sulla mia pelle, perché poi ovviamente giravo spesso per il paese con mia nonna e si percepiva. E quindi ecco, una riflessione su questo è fondamentale, perché da una parte è vero che mia nonna meritava quella riconoscenza per l'impegno e la dedizione, ma non è solo questo, era proprio il tipo di rapporto che era molto diverso, era un rapporto umano prima di tutto, che non si esauriva nei 9 mesi della gravidanza e nei giorni del parto, nasceva molto prima. Mia nonna conosceva tutto di queste donne ed è lì che nasce la fiducia, è lì che si instaura un rapporto che va oltre la medicalizzazione. E dopo la nascita continuava a seguirle. A mia nonna chiedevano consigli su qualsiasi cosa e si fidavano e riconoscevano in lei un punto di riferimento e si affidavano a lei, prima si diceva, accettavano l'idea che potesse succedere qualcosa, sapevano che mia nonna avrebbe fatto tutto il possibile, ma era pur sempre un essere umano, con i limiti dell'essere umano, e questo modo di fare, questo tipo di rapporto ha permesso a mia nonna e alle sue colleghe di lavorare in libertà, di poter dare il 100%, perché non avevano vincoli, non avevano paletti, non avevano altri pensieri. Pensiero di una denuncia, mia nonna non l'ho mai avuto, in compenso ne aveva altri, però quello della denuncia mai. Ecco, diciamo che oggi siamo in un'epoca molto più complessa in cui tornare, diciamo così, a quella realtà è improponibile e anche fuori tempo, fuori luogo. Però ecco, io quello che vedo e che ho visto in tutti questi incontri e con piacere anche, è che c'è in atto una piccola grande rivoluzione che ci porta a guardare il futuro ma con un occhio al passato, ovvero salvando quello che dal nostro passato merita, quello che diciamo ha una valenza positiva. Ecco, e questo mi fa molto piacere perché, ripeto, è grazie a donne così, ma anche a quel tipo di comunità, quindi che si basava su principi fondamentali, rispetto, gratitudine, stima, eccetera, eccetera, che tutto questo era concesso, era permesso. Ecco, quindi io soprattutto volevo focalizzare l'attenzione su questo, perché in tutta la mia vita ho sempre respirato questa cosa e tuttora quando se ne parla di mia nonna c'è sempre il sorriso, c'è sempre anche questa nostalgia per un tempo che ormai è molto lontano. Ecco. Allora, io inviterei le ostetriche presenti in sala a venire qui a dirci qualcosa. Buonasera a tutti, io mi chiamo Patrizia Milia, sono un'ostetrica da 34 anni, di cui gli ultimi 22
in servizio presso un distretto sanitario, quindi mi ritengo un'ostetrica territoriale, anzi approfitterei proprio del contesto, mi sento proprio un'ostetrica di comunità. Si fa un grande parlare appunto di questo senso di comunità che oggi è emerso proprio anche in quello che è stato detto nelle relazioni. In realtà sono qui come rappresentante della nostra professione, in quanto sono presidente dell'Ordine delle Ostetriche delle province di Udine e di Pordenone. Per me è la terza volta che partecipo alla presentazione del libro della dottoressa Buano, perché abbiamo ritenuto come Ordine delle Ostetriche, quindi anche in rappresentanza di tutte le nostre 299 iscritte, che fosse doveroso, oltre che un prestigio, essere presenti in queste occasioni. Ogni volta che si partecipa, non si sente bene? Ogni volta che abbiamo preso parte a questi incontri, quindi a Lauco e a Comelians e oggi qui all'Università di Udine, abbiamo avuto l'opportunità di entrare in contatto con un mondo che sembra effettivamente un mondo antico, ma anche attraverso le parole ovviamente non solo della dottoressa Quattrocchi, che si è espressa molto chiaramente in tutti questi passaggi culturali che rappresentano l'evento della nascita, ma soprattutto nelle parole che abbiamo sentito dalla nipote della Gisella. Oggi non vedo tra il pubblico la collega che è figlia dell'ostetrica, la Elena Magri, che oggi non è presente, quindi anche l'esperienza dell'essere ostetrica, figlia di un'ostetrica condotta. Che cosa, secondo noi, ha sempre avuto un'importanza nel fatto dell'essere qui presenti? Certamente per celebrare delle figure che sono state molto importanti da un punto di vista non solo professionale, ma proprio perché rappresentanti di una realtà che è profondamente radicata all'interno della comunità. Però mi sento anche di dire che oggi, se noi guardiamo quello che è la professione ostetrica oggi, c'è una ripresa di questi spazi, quindi anche un passo oltre a quello che poteva essere l'esperienza degli anni 80, 90 o anche dei primi anni 2000. Adesso c'è una ripresa proprio dell'essere accanto alle donne, alle coppie, alle famiglie, sia a livello ospedaliero sia a livello territoriale, con i percorsi dell'assistenza del basso rischio ostetrico, quindi c'è una normativa regionale del 2018 che sta portando avanti il percorso nascita, quindi una ripresa di quegli spazi di autonomia in cui le ostetriche possono muoversi e gestire la fisiologia come è di loro competenza. È di loro competenza grazie a una formazione, che in questo momento è una formazione universitaria, che però rappresenta un punto di partenza, perché le ostetriche sono in costante formazione, proprio per essere sempre pronte a dare un tipo di assistenza che rispetti i tempi e le modalità del parto di ogni singola donna, pur all'interno di percorsi che inevitabilmente, come è stato ribadito, devono essere ovviamente strutturati, perché ovviamente i nostri bambini nascono in un contesto civilizzato, occidentale, e che quindi non solo fornisce delle prestazioni di un certo tipo, ma queste prestazioni sono anche pretese. Quindi c'è questa necessità di mediare su quello, rispetto a quello che viene offerto diciamo dalla scienza rispetto alla sicurezza del parto, va mediato con quello che è di fatto la necessità di ogni singola donna di vivere il proprio evento della nascita. E qui io credo che le ostetriche rappresentino la vera svolta, la vera differenza nel momento in cui riescono a rendere possibile per ogni donna portare avanti delle scelte.
e io sono convinta, perché ovviamente conosco le mie colleghe, sono convinta che ognuna di loro lavora mettendo il massimo nella propria professionalità. Diciamo che questi ultimi 2 anni di pandemia ci hanno dimostrato che le ostetriche sono state fortemente in prima linea, si sono fortemente dedicate, perché le sale parto non sono mai state chiuse, non sono mai andate in lockdown, pur con le limitazioni ovviamente dovute al contenimento ovviamente dell'emergenza sanitaria. Quindi mi sento di dire che veramente le ostetriche in questi anni stanno facendo un grandissimo lavoro di recupero di quello che è proprio il loro ruolo dell'essere accanto alle famiglie e alle donne anche nelle scelte, forse che in questo momento vengono considerate un po' diverse, un po' estreme. All'evento di Comelians era presente una libera professionista che io ho fortemente voluto avere, perché lei rappresenta forse l'evoluzione di quella che è un'ostetrica condotta, e lei ha portato la propria esperienza dicendo che appunto nell'ultimo anno aveva assistito alla nascita di circa 100 bambini a domicilio. Quindi c'è come una ripresa, certo, di un'assistenza che può sembrare un'assistenza di tipo estremo, poco sicuro, ma che di fatto la grande competenza della professionista che lavora a domicilio, perché non è un ripiego, lavorare a domicilio non è un ripiego, è una scelta molto forte, perché vi posso garantire che lavorare in ospedale forse ti dà quelle sicurezze e quelle certezze dell'essere accanto sempre ad altri operatori che in un'assistenza di tipo domiciliare invece ricadono su di te, sempre ovviamente all'interno di livelli di competenza molto elevati, perché ovviamente un'ostetrica che fa la libera professione, assiste ai parti a domicilio, è comunque una persona molto, molto formata. Io quindi qua rappresento semplicemente le nostre iscritte, e quindi anche la presenza molto forte della nostra professione in questa serie di iniziative, e vi porto il saluto appunto di tutte, concludendo che ovviamente l'esperienza che ci viene dal passato sicuramente rappresenta un momento di ricordo molto importante, ma sicuramente per come procede in questo momento la nostra professione non è nemmeno così distante da quello che attualmente le nostre colleghe stanno portando avanti nei loro luoghi di lavoro. Lascerei, siccome siamo, mi pare, a fine serata, lascerei la parola a 2 colleghe che possono così un po' rappresentare sia il periodo di passaggio sia il periodo un po' anche della libera professione, e insomma lascio che parlino loro. Grazie. Mi presento, sono Raffaella Gobbo, sono un'ostetrica che ha lavorato per circa 40 anni solo ed esclusivamente in ospedale, da pochi mesi in pensione, mio malgrado, perché desideravo questo momento non avvenisse mai, purtroppo è avvenuto. Comunque, cioè, nel senso che mi porto dentro una grande carica di esperienza, di emozioni immense, di grandi contatti umani con le mamme, con tutto il contesto, il contorno familiare, e anche con colleghi e con contesti sanitari allargati, che mi ha lasciato un bellissimo ricordo. Spero comunque in qualche modo di riuscire a dare ancora qualcosa, perché sento di poter dare ancora. Io velocemente vorrei fare una sorta di aggancio tra quella che è stata, tra quello che ha detto la collega Patrizia e quello che dirà la collega al mio fianco, perché mi ritengo proprio a metà. Prendo spunto per questo da quella che è stata la mia esperienza diletta. Allora vi dico, siamo alla fine degli anni 70. Io ero studentessa di medicina nel 79, per motivi
familiari, mi sono vista costretta a fare una scelta per poter realizzare la mia situazione professionale seguendo una strada un attimo più breve. E quindi mi sono guardata attorno, sempre nel campo sanitario, per vedere se potevo acquisire una formazione che mi permettesse in tempi brevi di entrare nel mondo del lavoro. E in quel periodo ho fatto un incontro molto importante con una persona che è stata la mia, diciamo così, mentore per tutto il percorso lavorativo, ed era all'epoca la presidente del Collegio delle Ostetriche di Udine Pordenone, ed era anche capostetrica all'interno di un reparto all'ospedale al Santa Maria della Misericordia. Una persona incredibile, con un grande fascino, che mi ha dato l'opportunità di frequentare, di svolgere un tirocinio estivo di un mese per cercare di capire se potevo ritenermi adatta a svolgere quel tipo di professione o se comunque la cosa mi affascinava. E così è stato. Ho scelto di iscrivermi alla scuola di ostetricia. All'epoca era possibile perché c'era una legge antica che permetteva alle studentesse di medicina di bypassare il periodo di formazione infermieristica e quindi di iscriversi in automatico al primo anno della scuola, ovviamente con la formazione del triennio completo del percorso di studi in medicina, cosa che io avevo già ultimato, quindi mi sentivo pronta. 2 anni. Premetto che 79-80, quello era un periodo di grandi fermenti in Italia, perché nel 68 era stata promulgata la legge della riforma sanitaria. Nel 78, quindi io sono entrata nel 78-79 ed erano gli anni in cui bisognava attuarla. L'attuazione cosa comportava? Beh, innanzitutto la dismissione, la chiusura di quelli che erano gli enti di assistenza professionale, i vari enti di assistenza, perché comunque l'assistenza veniva spalmata su tutto il territorio nazionale, e nello specifico nostro la chiusura delle condotte. Io ricordo fra l'altro che il secondo anno avrò partecipato ad una cosa come una decina di corsi di aggiornamento, pur frequentando la scuola, però in contemporanea veniva data l'opportunità anche a noi allievi di creare delle formazioni alternative, cioè di poter usufruire di integrazioni alternative o comunque in parallelo, ecco, rispetto alla formazione. Nell'81 ottengo il diploma e la prima esperienza è stata dove? In un ospedale piccolo, in un ospedale di periferia, a Cividale del Friuli. Ricordo che all'epoca, vi dico subito, c'era tra le colleghe una collega che aveva lavorato sempre nelle condotte, era proprio un'ostetrica condotta di suo, però in quel periodo, non avendo chiuso quello che era il suo ambito lavorativo, è stata, tra virgolette, costretta a cercarsi un lavoro alternativo perché non aveva ancora raggiunto il limite per la pensione, e quindi non essendo ancora aperte strutture come un consultorio, un ambito sociale dove poterla inserire, le è stato proposto di lavorare in ospedale. Bene, vi dico solo che ci siamo trovati con questa collega che non aveva all'inizio alba di quella che poteva essere un'attività ospedaliera, che aveva una grandissima esperienza in fatto di contatti umani, contatti esperienziali di qualsiasi tipo in vari settori, perché poi lei aveva girato per varie condotte per scelta sua, varie anche fuori regione, e quindi si trovava nelle condizioni di dover seguire un corso
di formazione accelerato, e così ha fatto, con una certa difficoltà perché aveva anche una certa età. Ed è stata un'esperienza molto bella, perché ricordo che praticamente eravamo come divise in 3 fasce, almeno quello lo percepivo io. C'era questa collega anziana alla quale di fatto, anche se insomma a livello teorico le era stato detto qual era il tipo di comportamento ospedaliero rispetto a quello che lei aveva sempre tenuto, soprattutto regole un pochino precise, perché lei aveva sempre lavorato moltissimo in autonomia. Però nei suoi confronti veniva usata una certa tolleranza da parte dei medici e anche delle colleghe, perché era percepito che era più quello che trasmetteva e che poteva essere utile per sì, esatto, ai fini di un insegnamento, di un'integrazione di quella che era l'esperienza diretta, che non il fatto di imporle determinati metodi che insomma ormai trovavano il tempo che trovavano per lei non erano difficili anche da attuare. Poi c'erano anche fra le colleghe che lavoravano normalmente persone di età diversa, alcune un po' più anziane, alcune meno, e nei loro confronti c'era un atteggiamento di tolleranza sì per le più anziane, un po' meno per quelle più giovani. Vi faccio un esempio per essere capita: il discorso dell'allattamento. La collega anziana ovviamente promuoveva l'allattamento al seno e perdeva le mezz'ore, anche l'ora, per aiutare la mamma ad accoglierla, a istruirla, ma soprattutto a supportarla. Era l'epoca in cui si parlava molto dell'allattamento artificiale come mezzo di emancipazione femminile. Era il periodo in cui il focus era più rivolto verso la donna e la sua emancipazione che non verso il bambino. E quindi già da parte dei medici, soprattutto dei medici giovani, l'atteggiamento prioritario era quello di non aiutare le mamme se avevano delle difficoltà, ma di proporre subito il discorso dell'allattamento artificiale. Nei miei confronti, invece, che ero fresca di teoria, e quindi diciamo così avevo acquisito, oltre al mio background diciamo di medicina, ma quello lì non è che fosse fondamentale, però comunque c'era, ma soprattutto perché ero appena diplomata, avevano un atteggiamento molto più rigido, soprattutto con la pretesa che io conoscessi molto bene quelle che erano le regole e l'impostazione del periodo, che dava molta importanza alla medicalizzazione, all'interventismo, eccetera. Quindi ricordo che era come se io fossi, diciamo così, l'antesignano, comunque vedevano in me la nuova modalità di assistenza ostetrica che stava venendo avanti, quindi avevano più pretese nei miei confronti. Questa cosa qua l'avevo chiaramente percepita e ogni tanto mi fermavo a guardare e dicevo: ma guarda che situazioni, c'è proprio, cioè nell'arco della stessa struttura, ma in pochissimi anni c'è come la compresenza di 3 modalità diverse di essere, di porsi, di lavorare, ecco sì, questa è una cosa che volevo sottolineare. Un'altra che mi sento di dire, poi dopo passo la parola alla collega, era che poi, dunque io ho lavorato pochi mesi, perché dopo ho tenuto l'opportunità di spostarmi qui a Udine e da lì sono rimasta fino a pochi mesi fa. E subito sono stata accolta da questa figura di cui ho parlato all'inizio, che era la presidente del collegio, perché mi ha accolta, sì, si chiama Rita, perché per me c'è ancora, il suo spirito esiste ancora, Rita Paroni, e lei
praticamente mi ha accolta sotto le sue ali protettive e mi ha chiesto di venire a lavorare con lei in un repartino a sé che si chiamava maternità pensionante ed era all'interno del reparto di ostetricia, anche perché insieme partecipavamo a tutti gli incontri, eccetera. Fra l'altro ha voluto che io entrassi nel collegio delle ostetriche, dove ho partecipato per 4 trienni consecutivi. Assieme a lei partecipavamo a incontri regionali, nazionali. Lei, oltre a essere presidente del collegio, era anche referente regionale delle ostetriche, perché all'epoca non c'era solo la figura istituzionale di un presidente di un collegio, ma esisteva anche questa figura particolare che faceva un attimo da punto di riferimento e di coordinamento fra tutte le varie province della regione, e spesso le referenti, una per regione ovviamente, si incontravano a Roma, e la cosa era molto più semplice per riuscire anche a organizzare o a creare degli incontri successivi, o comunque per una programmazione successiva di varie attività. Sì, mi sento di interromperla solo un attimo, quindi un aspetto importante della professione non è più quello legato solo all'assistenza, ma diventa importante anche quello della rappresentanza, quindi poter essere presente nei tavoli dove si discute di salute, di obiettivi da raggiungere e di target di popolazione a cui rivolgere determinati interventi. Quindi sempre di più la figura dell'ostetrica ha avuto la possibilità di sedersi su questi tavoli, e noi in questo momento lo vediamo anche con la nostra federazione, quindi i tavoli tecnici al Ministero, ma anche i tavoli regionali sul percorso nascita, sull'allattamento, sugli screening, quindi tutto ciò che consente di portare salute di genere, ma anche salute collettiva. Quindi sempre più questo ruolo istituzionale che ovviamente non appartiene alle ostetriche del passato, ma che diventa fondamentale se vogliamo diventare interlocutori della salute, se vogliamo veramente essere dei professionisti di tipo comunitario e non arroccati, per esempio, nelle piccole attività che quotidianamente ognuna di noi svolge. Sì, non a caso è importante sottolinearlo, questa persona, Rita Paroni, aveva moltissimi contatti, moltissime relazioni a livello politico, a livello personale, conosceva un sacco di persone, eccetera. E la cosa più caratteristica, quella che mi è rimasta più impressa quando io ho iniziato a lavorare con lei a Udine, è stata che dall'oggi al domani mi ha detto: tu da adesso in poi prenderai il mio posto all'interno dell'equipe che ogni settimana puntualmente si sposta da Udine e va nei villaggi terremotati per dare assistenza alle mamme gratuitamente, perché c'è da dire che in quel periodo noi venivamo anche da un post terremoto in Friuli che è stato terribile, e quindi c'è stata questa cosa accadeva? Che era stata costituita a Santa Maria un gruppo diciamo così tecnico, professionale, dove che è costituito praticamente da un medico ginecologo, pediatra, un'ostetrica, a volte c'era anche un anestesista, c'era un assistente sociale o un'infermiera, e girava proprio per i villaggi, e questa era una cosa estremamente cioè ha avuto una durata di circa 2 o 3 anni, poi dopo si è esaurito in sé perché era costoso, perché dopo chiaramente il discorso del... Sì, e quindi solo questa cosa qua volevo dirvi che secondo me era molto importante, perché era anche, effettivamente era un grande aiuto. Fra l'altro, ecco, una cosa che mi sento di dire, in questi incontri le donne venivano e cercavano anche l'ostetrica, cercavano anche me che ero all'inizio, però non solo per un discorso di maternità, ma anche e soprattutto per un discorso più esteso, perché per un discorso di ginecologia proprio, cioè si approcciavano più facilmente nei nostri confronti che non nei confronti medici, e quindi da lì abbiamo cominciato anche ad allargare il nostro campo d'azione.
non necessariamente sotto il discorso nascita, maternità, eccetera, che adesso si sta anche allargando. Lasciamo la parola alla collega Varutti che adesso si presenta. Sì, cercherò di essere breve vista l'ora. E buonasera, io sono Martina Varutti, sono un'ostetrica appunto anch'io e il mio percorso è un pochino diverso perché ho iniziato a lavorare in libera professione anche se non ho mai assistito i parti in casa. E quindi l'ostetrica non è solo quella che fa nascere i bambini, anche perché i bimbi li fanno nascere le mamme, non le ostetriche, ma c'è tutta una questione di assistenza proprio in tutte le fasi della vita della donna, per cui si parla di, per esempio io ho lavorato in ambito di fecondazione assistita, in ambito di riabilitazione perineale, di puerperio, di attività in piscina, quindi ci sono veramente tantissimi ambiti. Attualmente lavoro presso l'ospedale di Tolmezzo, quindi sono veramente emozionata nel sentire questi racconti, c'è un filo conduttore insomma molto, molto forte per me e quando mi chiedono ma ne vale veramente la pena di fare, io abito a Udine e ho proprio scelto di andare su a lavorare, sì ne vale la pena perché nonostante ci siano certamente delle difficoltà come dappertutto, cerchiamo veramente di mantenere l'assistenza fatta in un certo modo, quindi con dei requisiti che dovrebbero essere garantiti dappertutto. Tutte le ostetriche cercano di fare del loro meglio, certo ci sono dei grossi limiti anche derivanti dalle strutture, quindi quello che sento sono cose assolutamente normali, le donne sono libere di partorire come vogliono, il bimbo, la creatura viene lasciata almeno 2 ore a contatto e sono delle cose assolutamente normali. Grazie. Grazie a tutti della calorosa partecipazione e numerosa.